Stesse regole dei supermercati o si chiudono. Saranno i sindaci a regolamentare i mercati all'aperto, perimetrandoli, obbligando l'accesso con mascherine e guanti, gestendo i flussi nel rispetto delle distanze di sicurezza. I garden invece restano chiusi, concesse solo le consegne a domicilio. Sono le principali novità contenute nell'ordinanza regionale firmata da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che inasprisce le disposizioni nazionali in vigore fino al 13 aprile. Allora ve le leggo così ci capiamo. Divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto o al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, se non nei comuni, nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni. Cosa vuol dire? Che i mercati di alimentari, quelli all'aperto, i famosi mercati devono avere un piano di gestione, se no chiudono. Qual è il piano? Primo, nel caso dei mercati all'aperto devono essere perimetrati, quindi o transennati o nastro in maniera tale che ci sia la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita. Quindi se sono su una piazza, noi abbiamo anche valutato l'idea di chiuderli, però ci sembrava un brutto segnale e un disservizio ai cittadini, soprattutto pensiamo ai pensionati o quant'altri, che magari anche nei paesetti, cioè potrei anche citare un esempio, hanno solo quello per rifornirsi dell'alimentare. Per cui diciamo aperti, perimetrati, un ingresso e un'uscita. Sorveglianza pubblica o privata, quindi i vigili del comune, le forze della polizia municipale o una vigilanza privata, che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'area di accesso alla vendita, cioè deve ragionare come un supermercato, ci si mette in fila, distanti e si entra. E infine, per venditori e compratori, quindi per chi è in vendita e per chi andrà a fare la spesa nel mercato all'aperto, uso obbligatorio di guanti monouso e di mascherine e comunque garantendo la copertura di naso e bocca. Se uno proprio non riesce a trovare una mascherina si metterà un foulard, una sciarpa, ma deve coprire. È auspicabile che sia una mascherina. Autorizzati i lavori di manutenzione e allestimento dei campeggi e di protezione civile per la salvaguardia dell'ambiente. Restrizioni necessarie in previsione di una riapertura appena possibile, a cui potrebbero dare un impulso i risultati dei test anticorpali. Io tifo perché si possa ripartire. Del resto, per giustificare un'altra chiusura ai cittadini e un'altra restrizione bisogna che ci siano dati epidemiologici che lo giustifichino, ma questo ce lo dicono gli esperti, non lo posso dire io. Cioè, considerate che abbiamo un comitato scientifico dietro ai dati epidemiologici, abbiamo la sanità e quindi io mi devo far certificare comunque questa operazione. Io tifo perché si apra e continuo a dire che è scandaloso che l'Europa non ci sia. Un presidente sempre in prima linea in questa emergenza, ma che non ha intenzione di mollare il suo ruolo politico, e a chi parla di centralizzazione della sanità a fine emergenza risponde. Io non ho mai fatto polemiche in tutti questi giorni, sono mai 2 mesi, e questo me lo potete confermare, ho evitato ogni forma di polemica. Mi permetto solo di rispondere, visto che me lo chiede l'ANSA, che poi avrà bisogno di fare un'agenzia, dico che ho letto anche le dichiarazioni. Allora, delle due l'una, Orlando, in particolar modo mi sembra Orlando, ha detto ma perché la sanità non funziona è bene centralizzarla. Allora, da noi funziona, quindi se l'obiettivo è l'equa divisione del malessere, allora ne prendo atto. Oppure è un'uscita improvvida, perché in Veneto o vuoi dividere il malessere oppure è una soluzione improvvida. Dall'altro dico anche che se qualcuno vuole azzardarsi a mettere in discussione il nostro modello sanitario, noi ci mettiamo 2 secondi a far rispondere il popolo. E sapete come? Chiederemo ai veneti se vogliono andare a essere curati da Roma o dal Veneto. Faremo un bel referendum, così avranno la seconda risposta, visto che una gliel'abbiamo già data il 22 ottobre 2017. Resti chiaro che con l'ultimo paziente di coronavirus dimesso si rinizia con l'autonomia e non ci sia qualcuno che pensa che è finita qui.